Modas, sas bogues de sos cantadores a tenore. Su podcast de su progetto Modas. Su tempus de oe, su passadu e su tempus benidore de su canto a tenore, contados dai sos cantadores e dai Bustiano Pilosu. In questa puntata intendiamo sa oghe de Claudio Sanna, un giovane cantatore a tenore e suonatore de sonette a bucca de bitti. Claudio fa de sa grande passione per la musica sarda che dà battido a imparare a suonare sul ballo sardo sa sonette e a fare boghe in su tenore. I si spiega da chi si intende ancora uno dischente e chi tiene meta de imparare, seguendo sos cussizzol de sos cantadores prulmannoso. Massimo, cussol de su tenore dure. Bustiano e Claudio faeddan de sos logos e de sos occasiones po cantare a tenore in saida de bitti e de commente sia de importumannu po una oghe imparare poesia al noasa finza po agattare unu draiu chi la distingan da sos atteros cantadores. Iscultate il boss Commo, sa resonata de Bustiano Pilosu con Claudio Sanna. Salute Claudio Sanna. Salute. Tu tenese de che 8 annos. Io. E ti scola il facende? Io so che ne si scientifico in Nugoro. Il primo 2 anni l'ho fatto in bici, capiti sempre su scientifico in Mielino Pira. Poi l'hanno tancato, a bella hanno cominciato a tancare le classi ed è la terza in Nugoro. E quindi in quale classe sei? Come sono in quinta. Ah, in quinta che sei? Ah, e de che 8, a solde che 9, di diploma sì. si devo scherede. E te pare in scuola? No, bene, mi piace studiare. Se s'intende. Però sei appassionato di musica sarda, di cultura sarda. E io. Conta nulla, zio, questa passione tua. I teschi ti piace da te, o puite ti piace. Allora, a me mi è sempre spieghi la musica sarda in generale. Ho cominciato da su tenore, ma dai 2 anni a ascoltare bella bello. E poi sono entrato in questa scuola, ho cominciato a imparare. Si scuola su tenore dure? Su tenore dure. Ho cominciato a imparare a tenore. Poi dai companza con un cugino mio sono a Susonette, stanno bella ascoltando, stanno cantando chi Susonette pure, che poi chi già che mi ha visto su canto folcloristico via, e ho provato in Susonette, quindi ho preso passione adesso musica sarda in generale via. Quindi suona sul ballo, a sonette? E io. E suona sa può cantare pure a bocche sonette? Sì. Tutto a companza, bapo una companzia via chi stiamo tutto cantando e appassionato alle cose argai. Quindi stiamo su a chi è suonando, a chi è cantando, quindi Tutti uomini o femmina pure? No, tutti uomini. Se le femmine ballano, via. Ah, ballano, vero? Che hanno capitato da ballare. Partecipano a ballare. E sei il ballatore pure? E ballatore via, su chi mi manca te su ritmo e su ballo, via. Su ritmo bilafo, però mancata su. Non sei proprio un ballatore uno. No, preferisco cantare allo suonare, via. Però a bello uno così zumeo, se mi posso permettere, impara che su ballo puro, che si impara a ballare su ballo. Bello, no? Una die. Bello. Ta zua da vinza se su suonare e ta zua da vinza se su cantare a poche ballo, no? Ta zua a meta che le ha su ritmo, de su ballatore. Già spasso dallo sisco. Certo che lo sisco, spero il bello a te ne sto tu sagarena impegnata certo. Su ballo, no? E a tenore canta chi su tenore dure. E io. Ho imparato in questo tenore. E te fa che sei su tenore? Allora, io ho cominciato a fare già mesuoche, vino già a pagare Norfacket e via. Quindi io bisogna più o meno 7 anni imparando. Ho cominciato a imparare sempre a che ne ho, che mesuoche, poi si chiedo metta mesuoche. E come ho cominciato a fare torra ocche, che mi spiegano. E poi che appunto essendo che si hanno preso come hermano non viene bene non si via a cantare bicchiere qualcuno che comincia a cantare a suo posto suo via che a mia matta imparato che hanno capita che in tassa prova già mi si chiede dare coscienza io la posso ascoltare sempre ma quando posso ascoltare che le sia persone manna che cantate chirco de che ho care su coscienza più importante su modo di cantare e che impara bello, poi lo mettete a imparare. E poi che sono scompanzo il bicantas. E io dopo scompanzo che cantano, che hanno imparato tutti in scuola de dure. Chi magari nullo, chi è beste, chi canta da volta, schintego su. Tenisco bisogno Andrea, un cugino mio,
Andrea te si narrate. Sanno sempre. Mentre fammo lo scapoi sono tutti cantatori che uno grasa magari diventano importanti e come non lo sanno il mento fatto poi non il briane. Poi beste Marco, Atteros, tennisco, può capitare chi bisogna tennisco Salvatore Ena, Atteros, tu chi cantano in stilleri. E si capita ai sar festa, in sar barracca, noi si invenimus, potremmo cantare gai. E in trida vos capita di cantare fine chida o quando sei libero so. Può capitare tennisco sar festa, tennisco beste un ispuntino. Se bisogna sto tarbatero cantiamo sempre. A chi è che magari non bisogna tutto, magari siamo in tre, e qualcuno magari non si tanto provata, ma soltanto da non divertire via. Vi la concate su mantessi. Certo. E in Silleri? In Silleri capita per cambiare di cantare. Ma non vollassan cantare o... io sono cresciuto, sono nascito su 2003, quindi secondo me ne sono nascito in un periodo dove non si usa pruso in bistri con me a cantare in stilleri. Quindi non so conoscere ne pruso ambiente schino tempo rubini. E questo è su chi mi dispiace del pruso. Che prima a pruso occasione il mancare, ma due non la sa sconnotta. Esatto. Una cosa importante che dire su manca su chi penso io poi magari non l'esplode. Tu è andato che ti che sei scolato a fare il boche, chi ti aggrada puro, a cantare, a pesare oghe, gai. Chi è fa che boche ti scrive poesia spuro. Sì. E te rapporto te ne scrissa poesia tue? Le poesie sono importanti, importantissime che non si via chi studia una poesia nuova, scubeglia bella bello su la maniera di cantare mia. Se io posso cominciare a cantare nema le poesie intesa da sti ormanno, se io ho cominciato a ascoltare le poesie di Stione Pretto e cantare le sue. Come io esco un uviotto di poesia sua, però che non la canto mettere via de abitudine, de oricra, chi ricorda cantare che a Stione Pretto. E questo è una bella cosa, certo che sto mantenendo magari su modo di cantare su tra io suo. Però non che gioca su mio. Quindi io studiando poesia nuova ne posso studiare una d'un CD e d'un CD posso imparare sempre proprio approfondire via su maniera di cantare. Certo, donzi poesia non la posso cantare a sa stessa maniera di un'altra, no? Esatto, donzi poesia bassa metrica sua e io la posso adeguare, posso cantare in una maniera, posso evidenziare su significato via. Certo che è stessa metrica, ma su significato puro. E te poeta ti sei interessanti? A me piace metà amico Cimino. Poeta bittichesu, non amo su pochino si scurtato un grasa. Io in genere canto sempre spugiare dei vizi, ma mettere via intesa a terassente, o se no non sardestiano preto che sono del padre Luca. De pattata. E poi appunto ascolto, studio metà amico Cimino, che mi piace metà sa metrica e su chi scrive questa poesia. Possono essere spugiare di amore, vincere di guerra, o se no dei rimunne loco, che sono più su via, a che non più rida, sono ironica, satirica, sì. Chi impara scusa spuro. E come i repertori di poesia a volte stennis tu, a de che 8 anni. Poto sempre... No, ma da te ne sono bello tanto che potrei cantare. Io da Binnappo... Ma mettere via mi capita da chi nisco meta e canto sempre salmatessica, mi dimentico che le isco. Chi de volte sei cantare un'altra. E sul momento magari non tieni d'accordo. Magari l'interno non companzo, questa poesia la può intesa e magari non sa chi musa cambio tra ocche e quindi canto io pure questa poesia e magari l'isco che a isse, canta a isse, compreso, quindi ne posso scrivere metta. E se la poesia improvvisata ti piace? Poesia improvvisata mi piace, però io non vi so uno, quindi... vabbè, questo sono in pago. Vi credete un talento in questo pure. Vi credete un talento, ma commente al fatto che su tenore pure non l'hai imparato in una dia, no? L'hai imparato... Tu metà anno c'è gallo. Ma nato quanto anni tenias quando hai cominciato? Io ho 2 anni, quindi 6 anni che te via. 6 anni che sei già cantante a tenore. E gallo una che sei imparando. Potesse pensare questa poesia e su Mattessi. Però il bello, namusu, si capita di una gara alle scurtas. Ma mi è capitato della cantare pure. Poi anni fa che su Miracolo anche ricato su tenore nostro come accompagnatore via dessa gara poetica. E promenito una cosa nuova che come già usato de manco. In visti prima andai a metà già gara poetica. Io purtroppo non ho avuto la fortuna però l'ischisi de nascere in questo periodo.
Però una via che ha parlato con Panzato mi è spiato. È stata un'esperienza nuova che è stato un modo diverso pure di cantare a tenore. E quindi vi stare ad ascoltare le poesie, le temi. Certo, se sei in intro non ti potrei perdere nulla, che a così quel no. momento devi entrare, no? È il bello. E poi che su Cantonzo, no? E te opinione dal fatto che io a gusta, mi pare che a me, poi magari mi sbaglio, che a Solzovano scommo piaga da cantare me da poco e ballo. Tu come te l'hai discussa? Allora, io come tipo imparare mi piaciata di più a cantare a bocca e ballo. Che mi è più facile. E ti preso questo schema, si chiede questo schema, questo ritmo, ti allegro, ti divertia. Però quando mi capita di cantare con scompanza, mi capita di stare in già un'ora, mezz'ora, o non si via che torniamo a cantare solo che notte. Secondo me il bello su tenore è esploso in corso. Ma scamenta già che una cosa ok. Il bello di ciò che notte è che non si canta diverso. E quindi me lo posso inventare, posso anche gioco, e quindi in cui una ok si dette che è brava. E finza sul tenore, no? E su tenore puro che deve sicire già ok. Ah, bene, mi fa che piacere me da che insomma, quando mi sono pensato io, poche notte vedi. Solo che non spieghi a De Bruso, a Bocheballo, non si tanto, bi cantaiamo, ma film su fariato sposo che notte, no? E quindi no, mi fa che piacere che è importante so che notte su tenore, in generale, in tutto il bidder, no? Stai a cantare a tenore a bere, no? E molto so dischi. Molto mi capita di ne cantare e io. Sempre qualche poesia ascoltata, questa sono più poesie ascoltate già destione preto, mescamente. O poesia già chi intende, queste poesie scritto tu ischini de saida, via. Sol molto, so. De sol molto, sì. Questo so, dinamo di tradizione. E io. Bitichesa. Crappas, sempre scrappas. O Santana Nostra, questa è una... Ma poi motor di amore. Che è questo? I Santana Nostra vanno a morto una kerva, però questo binambiti. Questa è una... si può cantare a molto. E come te torra poi questo molto? In sa Fontana Nostra? Gesù coro permettiti, narabila Minerva, si aggiungono ambiti. E poi, così chi galo... Poi non me lamento tutto canta che non bisogna storrare tutta la poesia è stata cademetrica, è stata retrograda. Esatto. È stato molto retrogrado così l'ha inteso cantando ad Alleddo mi pare Bacchisio Pira lo canta Bacchisio ma non questa poesia chi ascolta chi capita di ascoltare e chi canta già gai anda bene no io tanto ti fa cosa scomplimento che da inteso vinza scantende e poi come te hai imparato a cantare e poi la passione che tieni grazie e ti naro ti auguro di appassionare sempre il De Bruso in generale su tenore ma in generale a sa Sardegna no? Che tiene bisogno del zofano che si impegna e a sa poesia che senza de poesia non ve sa ocche, manca sa ocche, quindi su tenore puro. Quindi la poesia è sta a base di tutto. È sta a base di tutto. E tanto, grazie al Meda per questa regionata e non olvideremo su, prosa da innanzi e a ti da sempre scantende. Va bene, dai, grazie. Azis ascoltato Modas, sas bogues de sos cantadores a tenore, su podcast de su progetto Modas. Intervistas de Bustiano Pilosu. Produzione esecutiva de Diego Pani. Registrazione audio de Bustiano Pilosu e Gigi Oliva. Editing e mixaggio de Roberto Macis. Sigla è presentata da esas puntadas de Diego Pani. Sa sigla è su ballo dorrao de Fonne, cantato da su concordo su connotto. Su podcast de Modas est un trabalho de SISRE, Istituto Superiore Regionale Etnografico de Sardegna.